Portogruaro. Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi mercoledì 7 marzo 2012, la maggioranza ha presentato un ordine del giorno sulla necessità di trovare i finanziamenti per gli interventi urgenti di consolidamento e messa in sicurezza della torre civica campanaria della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Il consigliere d'opposizione Alessandro Florian ha illustrato nel suo articolato intervento alcune ingenti somme di denaro che sarebbero a disposizione della città. Circa 700.000 euro versati dall'amministrazione comunale alla Curia per l'acquisto dell'ex cinema Silvio Pellico, con il vincolo di essere spesi dalla Curia a Portogruaro, e ben 2.750.000 euro di fondi europei, fermi da tempo in regione, secondo quanto riferiscono alcune voci di piazza. Sulle risorse ferme in regione, il sindaco Bertoncello si è sentito in dovere di fare una precisazione, preceduta da una battuta che ha generato una certa ilarità tra i presenti, ed in particolare nel consigliere Mazzon, pesantemente redarguito dal consigliere Florian. Al termine, il Florian si è scusato con la Presidente del Consiglio per essersi lasciato andare. Sempre Radio Piazza, non so se sia attendibile o meno, però è giusto dirla, è giusto dire, non voglio né offendere né mettere, ma il consigliere comunale ha il dovere di dire in consiglio comunale quello che sente, magari anche dei baraggi, ma ha il dovere di dire. Poi, consiglieri comunali, io leggo che ci sono anche dei fondi europei, però dovrebbero, si dice dovrebbero, ma so con certezza che in regione giacciono altri milioni di euro da parecchio tempo, sempre fondi europei, non utilizzati da questa amministrazione. Credo sempre esistano per il piano di sviluppo. Non so se siano questi 5.000 o se siano 2.700, 2.700.000. Ancora anche l'obbligo, perché altrimenti non c'è chiarezza. Lei non casualmente ha parlato di soldi che sono fermi in regione di 2.750.000 euro. Io credo che siccome lei la piazza non credo che la frequenta molto perché lavora e un fa sport, fa pane, fai il pane. Signor Sindaco, la prima cosa che lei deve fare con me è ridere su cose serie. non sto ridendo, La piazza, io intendo, come radio, allora, l'esercito, piazza, capisca, anche il consigliere Mazzon, prima di ridere, dovrebbe pensarci 2 volte, perché io lo faccio smettere. Ha capito il consigliere Mazzon? Lei rida per i cazzi suoi, no? Sulle cose mie. Devo dare un'informazione al Consiglio per evitare informazioni non corrette. Lei ha parlato di 2.750.000 che dovrebbero essere in regione. Immagino che lei faccia riferimento a tutta una vicenda che ha coinvolto la conferenza dei sindaci, che era legato a un progetto votato sui patti territoriali legati al sistema informativo territoriale, che poi la conferenza dei sindaci ha ritenuto di revocare l'incarico e sono rimasti in regione per molto tempo. C'è stato un momento in cui la regione ha destinato queste risorse al sistema, all'SFMR, cioè il sistema ferroviario metropolitano di superficie. Quindi queste risorse c'è stato un momento in cui la regione li ha assegnate ai comuni di Portogruaro per questo. C'è stato un momento però che successivamente c'è stato il ricorso da parte del Luci, che è l'azienda che aveva fatto la cooperativa, che aveva fatto il progetto del SID, che ha minacciato ricorso
insieme di decidere come utilizzare queste risorse, o parte di queste risorse, chiarendo però che la Regione ha onorato i suoi impegni rispetto ai 2,750. Questi 2,750 che si liberano e compiti della signora